è un volume che in effetti parla della Sicilia antica proiettata nel futuro, ma se mi consente è un volume talmente vario e complesso che rappresenta praticamente il percorso di un uomo che parte dalle storie. Lui si definisce poeta conta storie, anzi scusatemi per il pessimo siciliano, e però le storie poi si intersecano con la poesia, quindi più che altro è la storia di un percorso umano che ha come sostrato molto importante le storie siciliane, e quindi Orlando è il suo mito, lo dice lui stesso, ma poi Cardello si trasfigura, diventa poeta a 360 gradi, riesce a essere proprio immaginifico, visionario, quasi sinestetico in determinate liriche, se mi consente, per cui ecco, forse solo Sicilia è un po' riduttivo, è un poeta che ha sicuramente un amore forte per la sua terra, ma poi è riuscito a trasmettere emozioni che sono universali, come il linguaggio della sua poesia. Guardi, io sinceramente un messaggio univoco non l'ho trovato, io il testo l'ho curato per la Città del Sole Edizioni e credo che invece le chiavi di lettura devono essere molteplici. Univocamente può essere l'amore per la libertà, per la passione, l'orgoglio delle radici, l'orgoglio di essere figli di una tradizione importante, però oggettivamente non è solo questo, è anche impegno morale, civile, sono momenti anche di poesia abbastanza sensuali, quindi io non saprei fornirle una sola chiave. Io direi che la bellezza di Cardello sta proprio in questa ramificazione e complessità delle parole e delle storie. Quello che ho avuto fra l'altro l'onore di prefare è evidentemente il risultato di un lavoro lungo una vita, un lavoro partecipe, condotto con grande entusiasmo, in cui traspare realmente la condivisione di un sistema di valori e di una memoria culturale propria di questi luoghi ricchissimi di tradizioni, ricchissimi di patrimonio e che vanno sicuramente valorizzati anche attraverso esperienze letterarie di questo tipo. D'altronde in questa scrittura di Giuseppe, una scrittura nata dal contatto con la sua terra, piena di sentimenti e di passioni, emergono una serie di elementi di condivisione che fanno in qualche modo di questo volume una vera e propria antologia di memorie, di storie e di partecipazione collettiva, e quindi un patrimonio non soltanto individuale ma un patrimonio di tutta la comunità, che andrebbe necessariamente salvaguardato e quindi maturato insieme in esperienze come quella di stasera. In questi versi c'è sicuramente una componente personale, un'esperienza personale, un vissuto personale, ma che questo vissuto personale si fa sempre e comunque nel contatto e nell'esperienza con la realtà circostante, un patrimonio condiviso dove emergono sicuramente aspetti in cui ciascuno di noi può ritrovarsi, anzi direi deve ritrovarsi per rifletterci. Fra queste pagine che Giuseppe Cardello ne esce fuori? Ma in queste pagine, come dicevo, Giuseppe Cardello emerge in tutta la sua complessità. D'altronde I lupi alla luna raccoglie lavori attinenti varie esperienze, vari momenti del suo impegno. Io personalmente ricordo e voglio ricordare, perché è stato il mio primo contatto con le sue parole, il lavoro sui santi patroni di Lentini, Sant'Alfio, Filadelfo e Cirino, che mi ha fatto conoscere Giuseppe Cardello prima ancora che lo potessi conoscere personalmente, e che per me rappresenta sicuramente il momento più alto della sua poesia, in quanto si fa traduzione esplicita e vivente proprio di una memoria condivisa. Sul letto, ma stasera state ancora assettate, vi voglio contare ancora l'ultimo gesto do tempo dei tempi, ora che lo tempo combatte con me, e chi sta la storia e chi sta lo conto d'Orlando lo pupo e della sua libertà, e io vi la canto, io vi la porto pisciate e teatri e chiazze e città, come lo vento Orlando e Rianetta, con le sue ali volano dei sogni, vola lontano, volando cielo, e quando torna è già primavera, ne porta le ciure della libertà, canta la pace, le son mille colori, e con la luna s'ammuccia e poi torna, passa le giorni cercando la vita come compagna di grande ventura, spera lo mondo senza padrone, come lo vento Orlando e carizza, che fresca ti tocca dei giorni di marzo, e porta la pioggia che bagna le cambi, e porta semenza con ciuscio leggero, con suono e tamburo a Roma lo cielo.
canta le gente unite e banneri che russi di sangue conquistano terre, e luci e amori per sempre in tuo tempo, con giocatini che sciazzano cuore, lo soli che sorgi dei giardini di rose. E chi sta la storia? E chi sta lo conto d'Orlando lo pupo e della sua libertà? E io ve la canto, io ve la porto, pisciate in teatri e chiazze e città.